Do la parola a Pierluigi Ballini che ci parla di Luigi Luzzatto tra Venezia e l'Europa, ma prima vorrei sapere se è in sala per caso Adolfo Bernardello. No. Quindi è probabile che venga. Vabbè, vediamo se viene. È come l'arabe fenice, che ci sia ciascun lo dice, dove sia nessuno lo sa. Vabbè, vedremo dopo. Prego. Luzzatti, solo alcuni temi, sono alcune delle tante relazioni che ha intrattenuto in Italia e nel mondo. Ricordo, è noto, alla Camera per 15 ininterrotte legislature, dalla 11ª alla 25ª del Regno. All'inizio degli anni 90 dell'Ottocento la prima investitura di governo e poi ministro del Tesoro con Rudinì. Le sue scelte, la politica monetaria di quegli anni, consentì all'Italia di superare una grave crisi, un deficit impressionante e consentì di arrivare al secolo nuovo avendo le banche di emissioni più riserve della Banca d'Inghilterra, un bilancio dello Stato in attivo e la possibilità di cambiare la lira con l'oro, condizioni che resero possibili la famosa conversione della rendita del 1906, uno dei più grandi debiti del mondo, il secondo fra 8 e 900 dopo la Convenzione Goshen degli anni 80. Presidente del Consiglio fra 10 e 11, senatore fra 21 e 27, negoziatore di 28 trattati con statisti come Thiers, Disraeli, Gladstone, che lui conobbe a Firenze nella casa di Minghetti nell'ultimo anno di Firenze Capitale nel 70, e Bismarck. Il suo archivio si compone di 340 buste, i suoi corrispondenti sono 3.000. Quindi è comprensibile che io tenti con qualche difficoltà la sintesi di alcuni momenti e di alcune idee. L'Istituto ha voluto che il professor Pecoraro e io curassimo una collana che è Biblioteca Luzzattiana, e ringrazio di cuore ancora una volta il professor Ortalli, che era membro del Consiglio di Presidenza e presidente attuale. Serve a conoscere Luzzatti, gli ebrei, ma la storia dell'Italia e dell'Europa contemporanea, con giornate di studio e con volumi di carteggi. Fu Luzzatti, lo dicevo, il primo ed unico presidente di nascita ebraica. Non Sonnino, di padre ebreo, ma di madre inglese, non Fortis, altro presidente del Consiglio. Scriveva Bonomelli, un vescovo amico. È noto questo passaggio. Sono nato israelita e ci ritorno fieramente ogni volta che mi si rimprovera di esserlo e che l'esserlo mi espone a un pericolo. Vi è una dignità a sostenere il peso della persecuzione e sarebbe vile il cansarlo. Ma fuori di questo la mia educazione, le mie aspirazioni intendono un largo cristianesimo, come traspare dai miei scritti. La lettera è della fine del 99. La vicenda di questo ebreo che ritorna è il caso forse più classico e illustre, data la statura politica e culturale del personaggio, di assimilazione integrale. Questo è il parere che ho ripreso da Marino Verengo. È il caso certo più singolare fra quanti si sono verificati negli anni unitari. Ma sono stati i suoi studi di diritto, di economia, di finanza, di storia religiosa e di storia delle religioni e le sue molteplici relazioni stabilite in Italia e Europa con studiosi, ministri, economisti e colleghi a suscitare un largo interesse su di lui. Luzzatti si occupò di religioni, di storia religiosa, fin dagli anni 60, studiando il Belgio, e nel 99 ai Lincei presentò nella seduta reale del giugno una relazione parlando di nessi e disgiunzioni, queste sono parole sue, fra scienza e fede. Poi sarà un tema di un suo libro e di raccolte di suoi scritti. Ed ebbe rapporti con Sabatier, lo storico protestante di Francesco d'Assisi, un calvinista
che piega al razionalismo, scriveva, che definiva Luzzatti pensatore e filosofo, rappresentante di un politico che si occupa di questioni pratiche, ma che si preoccupa soprattutto dei profili ideali della storia, degli uomini, delle istituzioni. Rapporti con von Harnack, lo storico protestante della Chiesa, noto a tutti per i suoi studi sulla storia dei dogmi e sui primi secoli del cristianesimo, indubbiamente uno dei più grandi benemeriti di quella storia, allora scriveva Luzzatti giustamente, forse il primo e certamente, quasi certamente, superiore a Monsignor Duchesne, altro personaggio col quale ebbi rapporti. Luzzatti prestò anche udienza ai tentativi di armonizzare le ipotesi evoluzioniste con il dogma cristiano, occupandosi fra l'altro dell'efficace opera divulgativa intrapresa in questo proposito da Antonio Fogazzaro, col quale aveva mantenuti rapporti fin dalla giovinezza. I suoi studi, le sue riflessioni sono sui problemi della libertà religiosa. La considera la libertà per eccellenza che condensa e dà la misura di tutte le altre libertà. Anche isolata, scrive, salva i popoli dalla putredine, dalla tirannia, dalla demagogia. Per le vie più diverse tutto risale a questa libertà. Le sue corrispondenze furono numerose, ma particolarmente bella è quella con Paul Sabatier che Sandro Franchini ha studiato e con molti altri esponenti del modernismo francese e del modernismo italiano. Ma il suo orizzonte era molto più largo, la sua curiosità andava oltre le vicende degli stati europei, di cristiani e arabi, e quindi studioso dell'India, e in particolare di un re brahmino convertito al buddismo, Asoka, che si era fatto banditore dell'eguaglianza politica di tutti gli uomini. Fino alla promulgazione del suo decreto, circa 600 anni prima dell'editto di Costantino, il Dio di ogni popolo, scriveva, è un Dio nazionale, sterminatore. La religione si confonde con la patria e non si vede l'umanità, così che fuori del proprio credo non vi è che l'errore. E quindi una grande attenzione a questo editto che studiò e sul quale pubblicò. E considerava nell'estremo oriente il Giappone porto franco di tutte le fedi. E riteneva che la missione, lui studioso di diritto, insegnante di pubblico e di costituzionale a Padova e a Roma, la missione del nostro diritto pubblico è tutelare la infinita libertà di coscienza. Ed ebbe rapporti quindi con Masaru, docente della cattedra religione dell'Università di Tokyo. Luzzatti, nel complesso, trascurò altri nomi e riferimenti, ebbe un interesse molto forte per le culture orientali e cercò di rapportare ai suoi convincimenti politici, etici, religiosi e al contesto delle tendenze determinate che erano allora avvertibili. In Giappone, e non è un caso, venne pubblicato nel 15 il suo libro La libertà di coscienza e di scienza. E i suoi libri di questo tema, non solo questi, ma soprattutto questi, ebbero traduzioni in molte lingue, ma ben al di là dei confini dell'Europa. E questo è significativo di un'attenzione che in qualche modo sunteggiava un dialogo, non solo le sue riflessioni isolate, ma un colloquio molto largo e in qualche senso libero. Agli aspetti molto diversi era interessato delle religioni. Basta pensare ai suoi rapporti con Émile Guimet, il fondatore del Museo delle Religioni, che Luzzatti definiva mirabile istituto, e i suoi interessi per le annales di Musée Guimet, che sviluppavano tematiche relative all'orientalismo, in particolare alla religione buddista. E questo interesse, la lettura di queste annales, dettero modo a Luzzatti di completare i suoi studi su questi temi e di leggere, lui diceva in lingua, tutte le Bibbie e le filosofie dei paesi lontani. Sono interessanti i dialoghi, anche gli scontri, i dibattiti, per esempio con Giuseppe De Lorenzo, con l'indologo Carlo Formichi, con il quale ebbe un pubblico confronto a Roma al Circolo di Filosofia nel 13, nel quale il primo esaltò il buddismo, Luzzatti il cristianesimo, anzi, lo ricorda lui, per essere più preciso Gesù e trasparente richiamo a Tolstoi, il discorso della montagna.
Certo, Luzzatti, la storia delle religioni, ma l'Europa tutta, con la storia dei suoi paesi, quella dell'economia e delle costituzioni. Questo interesse soprattutto per le differenti legislazioni in tutti i settori. Queste attenzioni sono state un riferimento costante non solo dei suoi studi, ma della sua attività di legislatore. Anni fa la Camera dei Deputati pensò a pubblicare discorsi parlamentari, un conteggio sommario portò a oltre 20 volumi, quindi si è fatta una selezione con l'archivio storico della Camera, abbiamo radunato in 2 volumi, sacrificando molto, i discorsi parlamentari di Luzzatti. Quindi particolarmente operoso non solo nello studiare, ma nel proporre, non proporre solo con sentimento, ma con grande consapevolezza dei testi di raffronto e delle comparazioni che offriva a un Parlamento italiano che non aveva, se ci esclude Sonnino, quella vastità di riferimenti, di rapporti e di attenzioni. E ancora, protagonista della politica italiana, certo, ma capace fra i pochi, di inserire le scelte di questo Paese nel quadro della politica degli Stati europei, nel rispetto delle alleanze, aveva il senso della realtà, ma tenendo presenti anche interessi e amicizia del Paese. La neutralità della triplice alleanza, neutralità effettiva, fu il frutto degli accordi Prinetti-Barrere, che questi 2 firmarono, ma che Luzzatti preparò con Visconti Venostra fra il 1900 e il 1902. E dall'800 ha creduto nell'Europa nelle forme nelle quali era allora possibile, ma di superamento di un nazionalismo estremo. Ha creduto vivamente nell'Unione Monetaria Latina, quale sistema per fronteggiare e vanificare i nodi consistenti che investivano la stabilità del valore delle monete. Anni 60 e poi anni 80 ribadì questa idea, consapevole della natura strumentale dell'Unione, delle difficoltà, della dialettica interna, ma anche della necessità di mantenere, lui scriveva, preservare le economie da indesiderate perturbazioni. Voleva, insomma, tra le nazioni una pace doganale e una pace monetaria, forse a una prospettiva illusoria, ma ha lavorato in questo senso e si vedrà come questo senso, che sembrava esclusivamente ideale, acquista una grande concretezza nell'analisi che lui fa dei trattati di pace del primo dopoguerra, quando scrive di società delle nazioni, di riparazione della Germania, quale sia stato il suo sguardo lungo, oserei dire quasi profetico, di un futuro che bisognava pensare e preparare in modo diverso. Il mio ideale, scriveva, è un'Europa unita il più possibile con l'equità di tariffe moderate e accomunate con i principi della nazione più favorita, e tali che diano il diritto di predicare con buon esempio agli Stati Uniti la moderazione e l'equità. È stato scritto, credo propriamente, da Leonard Spiller, l'avvio verso la creazione delle comunità europee, realtà dei nostri giorni, ha dunque radici antiche. Ed è un'affermazione vera se si riferisce soprattutto agli scritti ai quali mi permetterò di accennare molto rapidamente del primo dopoguerra. Certo, Venezia nel cuore, e Venezia sempre, il mondo, ma l'attenzione. Mai dimenticate le origini, i suoi studi, la dottrina di Moisés Soave, la sua frequentazione al liceo ginnasio Santa Caterina, oggi Foscarini, credo, lì l'incontro con Zanella e Giorgio Politeo. E poi le amicizie con Enrico Castelnuovo, suo cognato, direttore della Foscariana Scuola Superiore di Commercio, con Pietro Corsani, con molti altri, ma con lui particolarmente interessante il rapporto di questo divulgatore della geometria di Lobachevsky e Boyle con l'elettroscologo Elia Lattes, solo per limitarmi ad alcuni nomi, e poi i rapporti padovani mai dimenticati, di dottrine e di amicizia, dopo la sapienza e gli affetti si intrecciavano. Diritto, Giampaolo Tolomei, civile, Luigi Bellaviti, Angelo Messedaglia, e poi Lampertico, riferimenti e amicizie di una vita. Venezia, gli affetti, i parenti, anche l'attenzione concreta alla città, alla decadenza di Venezia, che lui studia da subito
prospettando i vantaggi del credito cooperativo e bancario. E mi pare interessante l'offerta di questo contributo. Lo pensa non come prassi assistenziale o strumento di emancipazione popolare, ma come propulsore di crescita economica. Ed è un tema che lui riferisce in modo particolare alle industrie. E di Venezia si interessa anche nell'istituto che, come è stato giustamente scritto, rappresenta il vero elemento di raccordo fra l'intellettualità lagunare e l'Università di Padova. E di Venezia si interessa a livello di commissioni di consiglio comunale, di molti studi, è fra i fondatori, come è noto, della Scuola Superiore di Commercio, ma non si occupa soltanto della fondazione, ma è fra coloro che in qualche modo disegna i caratteri essenziali, precisa caratteri di selezione del corpo docente. Credo non si può dimenticare che si devono a lui le chiamate di Fabio Besta sulla cattedra di computisteria e di Bodio, di Luigi Bodio, su quella di geografia e di statistica. Ma lo preoccupa che cosa di Venezia? L'incremento della flotta mercantile. Questo è un obiettivo che Luzzatti giudica centrale per le sorti della città, perché allora questa economia segnalava una depressione di tonnellaggio e di valore nelle costruzioni, in assoluto preoccupante, specialmente se raffrontate con quella mediterranea che si riassumeva allora nel nome di Genova. E così propose di bandire un premio Querini Stampalia causa del decadimento delle costruzioni navali e sui mezzi per rimuoverle. E cercò in altri modi, in altri momenti, di proporre soluzioni a quelli che erano i limiti già evidenti della cantieristica veneziana. E non si dimentica della sua città anche quando negozia i trattati di commercio del 76 e quando disegna l'architettura della tariffa doganale del 1878, che sarà a lungo importante. Il suo coinvolgimento è più diretto, soprattutto dal 95, con l'elezione di Filippo Grimani. E ci sono vari aspetti della vita politica, economica, culturale veneziana fra 8 e 900 che si intrecciano con l'opera di Luzzatti o che si legano, come è stato più volte sottolineato, direttamente al suo nome. C'è con Grimani una convergenza di valutazioni sui problemi della città e quindi si occupa di cose molto diverse, la ricostruzione del campanile di San Marco, restauro di monumenti, progetti cittadini di edilizia popolare, che la professoressa Calabi ci ha offerto in un libro non dimenticato, è bello, è importante, per lo sfruttamento della linea ferroviaria della Valsugana, per l'istituzione nel 7, o meglio la nuova istituzione del magistrato alle acque, per la creazione dell'Istituto Federale di Credito per il risorgimento delle Venezie, la sua presidenza al Comitato per i Profughi di Guerra, prima delle 3 Venezie e poi del Comitato Nazionale, secondo l'indicazione del presidente Orlando, e poi ancora Venezia, a livello degli studi, una cosa fra le tante che mi pare doveroso ricordare, la nomina della Commissione per la pubblicazione dei documenti finanziari della Repubblica. Luzzatti, insomma, cercò di tutelare gli interessi di Venezia in tutti i modi, anche come Presidente del Consiglio, quando nel 1910-11 vennero definite le nuove convenzioni marittime. Come si riferiva alla città? Lui si riferiva sempre, questo era un termine che usava negli scritti, a questa eterna martire del patriottismo italiano. Forse una dizione un po' enfatica, ma che dava il senso di una storia vissuta come comunità e come persone in tante vicende di rivoluzione e di tentativi di libertà. E quando presenta nel 1916 un ricordo per un anniversario, lui dice: è già preparato a poco più di 5 chilometri da Venezia ai Bottenighi
lo spazio di oltre 1 milione di metri quadrati per le nuove industrie, se, come ha fatto Milano, si congiungerà al contado in un solo e comune fine, alludo all'alleanza o forse alla fusione con Mestre. Date a Venezia lo spazio a Monmercato, le comunicazioni acque per mare e per terraferma, con il nuovo canale Po Venezia-Milano, e anche noi vecchi assisteremo a questa risurrezione dell'antica grandezza repubblicana nel regno dell'Italia unita. Ho la visione sicura di queste 3 Venezie, quella dei marmi, delle gloriose tradizioni antiche, dei melanconici tramonti e degli stranieri a Venezia, ma anche di quell'istituzione di Stato che da Venezia dovrebbe irradiare in tutta Italia la sua luce educatrice collegata con l'arte vetraria. E il riferimento era alla società delle piccole industrie. Qui lo studio applicato alle arti, scriveva, si illuminerebbe con le native disposizioni del genio locale. Certo, Venezia, ma uno sguardo all'Europa e ai liberali europei. Quali i rapporti di Luzzatti con alcuni liberali dell'Europa? Uno storico francese, in un convegno precedente, ha detto di lui: è un grande, c'est un grand et authentique libéral. Il fut un libéral qui se pensa et s'affirma à la fois social et religieux. S'il fut un esprit religieux, ce fut toujours en accompagnant sa vocation sociale. E questo è vero. L'attenzione alla questione sociale in Luzzatti è davvero molto forte ed è costante ed è un criterio ispiratore di tanti provvedimenti suoi. Lavoro delle donne e dei fanciulli fino alla Banca Nazionale del Lavoro, l'attenzione alla legge dell'emigrazione del 1901, le case popolari, ma gli esempi si possono moltiplicare di come ha declinato questa sua convinzione, diciamo, etica nei provvedimenti. Il riferimento, certo, non era la Francia, non le costituzioni giacobine e nemmeno la Terza Repubblica, ma il liberalismo inglese. Perché? C'è una ragione profonda di scienza politica. Scriveva: sano sistema di controllo politico generale, questione finanziaria come questione costituzionale, e poi interesse per le leggi inglesi per la tutela del lavoro nelle fabbriche. È certamente Luzzatti una delle figure più singolari e determinate di un liberalismo consapevole che un regime politico è una costruzione storico-costituzionale che ha bisogno di basi sociali da costruire, in buona sostanza, soprattutto, di una classe di governo capace di gestire e non semplicemente di vivere di rendita sul sistema di privilegi esistente. Ammiratore, ma non acritico, polemizza con la Cambridge Modern History per come tratta la storia d'Italia. Polemizza duramente con uno dei più eminenti storici inglesi alla fine dell'Ottocento, il Leakey, autore di Democracy and Liberty. Si era dato il compito di diminuire la gloria di Gladstone e invece lui ammira Gladstone e la sua politica, la politica di pace coloniale, con la quale soltanto si possono rimproverare alcune deviazioni, ma non certo l'amministrazione finanziaria, lo spirito riformatore. Che cosa ammira di Gladstone, di quella classe dirigente? La politica pacifica, la diminuzione delle spese, la diminuzione delle imposte, l'ammortamento graduale del debito pubblico. Per lui sono tutti anelli di una stessa catena d'oro. La giustizia sociale era una bussola di orientamento per lui in questo quadro. E contrappone, anche nella memoria che legge all'istituto in Francia, prende il posto di Gladstone, contrappone Gladstone a Bismarck e scrive: con la conquista universale si seminano in Asia e in Africa i germi della rivolta universale, le razze decadute che si emancipano, lentamente impadronendosi degli strumenti della civiltà, non potrebbero forse prepararsi a invadere un tempo a loro volta l'Europa? L'altro principio di Gladstone che gli era sembrato importante, al quale tenne fede,
nelle iniziative legislative fu quello della solidarietà, come compimento costante di un lavoro sociale, e quindi amava l'espressione che altri proponevano come molto denigratoria di Gladstone, il piccolo inglese. Amava il piccolo inglese e amava la piccola Inghilterra, così il Belgio era chiamato. Perché il Belgio? E perché i rapporti con i belgi, da Frère Orbana ai vari professori che non cito, di Tonissen e Laurent, delle università di Liegi e di Bruxelles? Perché per Luzzatti il Belgio aveva cercato di risolvere uno dei problemi più difficili dei tempi moderni, quello di conciliare sicure garanzie e stabili garanzie della libertà con la monarchia rappresentativa. E per il Belgio, quindi, il problema delle fedi, il problema del diritto costituzionale, il Belgio martire ha sempre avuto un rapporto particolare. Nel dopoguerra, invece che Ginevra, Luzzatti propose a più riprese negli scritti sul Corriere della Sera di indicare Bruxelles come sede della Società delle Nazioni, proprio per la storia del Belgio, per come il Belgio aveva sofferto durante l'invasione della Prima Guerra Mondiale. E poi, lo ricordavo prima al Presidente, è interessato alla monarchia quale disegnata dalla Costituzione del 31. La considera il primo esempio di una monarchia repubblicana, proprio per il ruolo, i pesi e i contrappesi, che non solo connota quella Costituzione, ma la prassi costituzionale belga, una prassi parlamentare che da noi ha esiti molto controversi e assai più tardi. E rapporti certo con la Francia, al di là delle valutazioni dei giacobini. Un avvicinamento che giudica fondamentale per la storia della nostra economia, dopo le scelte crispine. Il triumvirato francofilo, come è stato detto, lui, Rudini, Visconti Venosta hanno avuto un ruolo fondamentale nell'abbinare la politica delle amicizie alla politica delle alleanze, quella che sarà l'intesa a quello che sarà la triplice. E tutto ha cominciato con la ripresa dei rapporti commerciali nel 1898 ed è ancora Luzzatti. Ed è Luzzatti che nel Novecento, all'opposizione, per incarico del re e per anche affidamento del Presidente del Consiglio Pelloux, va a Parigi a trattare la conversione della rendita, quando nessuno dei grandi banchieri e nemmeno la Banca d'Italia pensa che dopo il salvataggio del paese c'è da fare ancora un'opera più grande, trovare un'elasticità che il bilancio non aveva più, viste le difficoltà della fine del secolo. E poi naturalmente rapporti con la Germania, ma soprattutto due attenzioni. Karl Hillebrand, è significativa la rivista Italia, alla quale Luzzatti collabora, rapporti con Brentano, studioso delle classi operaie britanniche, rapporti con Naumann, il maggiore rappresentante del liberalismo sociale tedesco, e poi naturalmente con Hermann Schulze de Liszt per quanto riguarda le banche popolari. È quello il tema che riprende e che propone in Italia in un modo molto singolare. Ho fatto riferimento ad alcuni di questi rapporti, ma sono quelli, secondo me, fra i tanti possibili, utili a capire il suo interesse per la legislazione sociale, per la legge sull'emigrazione, che lui aveva considerato fondamentale da un trentennio. Si occupò della tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati italiani nelle Americhe, senza i quali non sarebbe stato possibile pensare a un bilancio italiano in attivo dopo il deficit spaventoso della fine dell'Ottocento. E poi, lo dicevo prima, le case popolari, certo a Venezia, ma in tutta Italia, e le banche popolari, basta pensare a quante lui personalmente le ha inaugurate, anche come sedi, o in quante il suo ritratto compare ancora oggi. E poi la Banca Nazionale del Lavoro. Luzzatti era favorevole dello Stato sussidiario,
e quindi è rimasto sempre distante dai liberisti ortodossi alla Ferrara o alla Pantaleoni. Riformismo sociale e sana finanza, a suo avviso, dovevano procedere di pari passo. Ha notato Paolo Pecorari. Parlando di sana finanza, pensava alla possibilità di un'effettiva compenetrazione tra risparmio, credito e sviluppo. E questa attenzione così forte lo portò ad essere un riferimento per l'Alleanza Cooperativa Internazionale. C'è un fondo d'archivio ancora da studiare, che stanno studiando i belgi, perché ancora in Italia non si è avuta attenzione a questa esperienza. E a lui si rivolgono dal mondo le persone più singolari, indiani e finlandesi, romeni ed altri ancora, per studiare questa idea sua del credito, della cooperazione, soprattutto della cooperazione in questo ambito. E poi lui, dicevo, è nel 6 di nuovo, con Sonnino questa volta, dopo Giolitti, ministro del Tesoro, anche se non realizza lui per qualche giorno per la crisi di governo, la conversione della rendita che portò 40 milioni all'anno di vantaggi al bilancio dello Stato. Ma si capisce quest'uomo anche con un riferimento semplice. Ho trovato nelle memorie poi un carteggio ad alcuni negoziati per l'Unione Latina, 1908, per un rinnovo. C'è un pranzo in Francia e partecipano Loubet, Rothschild, Delcassé, Pichon, Clemenceau, Pallin, Anotot, Poincaré, presidenti della Repubblica, presidenti del Consiglio, ministri, grandi studiosi. Questo dà il senso di un doveroso omaggio a un uomo che aveva rappresentato molto non solo nella storia italiana. E questo ebreo che ritorna utilizza questi suoi rapporti per le minoranze. Nel 12 fa un appello alla diplomazia europea per la libertà religiosa, un appello che viene tradotto significativamente in russo e in tedesco, e con Angelo Sereni prese l'iniziativa. Sereni mi pare fosse presidente allora del Comitato delle Università Israelitiche Italiane per la libertà degli ebrei. Un comitato si forma e anche i nomi Clemenceau, Ribot, Lord Bryce, Lord Rothschild, Bernard Shaw e Visconti Venosta partecipano. E durante la guerra sono molto belli i suoi rapporti con lo esponente sionista Sokolov, che è a Roma per ottenere appoggi dal governo italiano per la causa sionista, e c'è nell'archivio un inedito dei rapporti fra Sokolov e il pontefice che merita, secondo me, una attenzione particolare. Durante la guerra anche la sua attività fu molteplice. Nessuno finora aveva studiato il tema del Parlamento interalleato, mai menzionato nei libri di uno storico europeo, ma esiste un Parlamento interalleato, e non solo conferenze economiche interalleate fra il 1915 e il 1918. Luzzotti fu il cofondatore della sezione italiana del Parlamento e fu il presidente della sezione italiana, un Parlamento che dopo Parigi e Londra ebbe una riunione anche in Italia, e si preoccupò quindi anche in questo momento e poi successivamente degli armeni. Basta pensare a come gli storici armeni considerano Luzzatti nella ricostruzione della loro vicenda nazionale. Nella guerra attivo e attivo nel dopoguerra, con un'illusione forse, quella del blocco latino con Clemenceau, quella di una solidarietà dopo nei campi di battaglia anche a livello economico con la Francia. Questa solidarietà si rompe nel dopoguerra. Luzzatti chiede parità di retribuzioni per parità di sacrifici, è critico verso i trattati di pace, applaude alla Costituzione della Società delle Nazioni, ma vuole che la pace sia più larga. Capiva che la pace monetaria avrebbe retto solo se confortato dalla pace doganale e dalla pace sociale, e voleva che si costituisse una Camera di compensazione internazionale sul modello dell'Unione Postale,
una Camera composta dai rappresentanti delle tesorerie e delle banche di emissione dei paesi europei. Un'idea che non ebbe successo, ma che riprova ancora nel 22 la larghezza e la lungimiranza delle sue idee e delle sue intuizioni. Mi scuso per la sintesi. Grazie a Pierluigi Ballini.